Ci alziamo e andiamo a prendere Esodo, versetto 25, capitolo 25, versetto 29. E dice così: fai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici, le sue tazze con cui si fanno le libazioni. Li farai d'oro puro e metterai sulla tavola il pane della presentazione, che starà al continuo davanti a me. Amen. Vi potete sedere. Oggi il pastore Carmelo ha preso un brano che non si capisce che vuole dire, però ora ci arriviamo. Vogliamo parlare della presentazione di Gesù. Ci arriveremo, ma voglio partire da questo brano perché secondo me è importante. La stragrande maggioranza di noi non sa di che cosa ho letto. Per cui voglio fare una piccola lezione di storia, ma molto veloce, tanto per capire di che cosa parliamo. Quando ancora non c'era il Tempio, a Mosè era stato ordinato di costruire una tenda. Nella tenda ci doveva essere la presenza di Dio. Quello che, non so quanti di voi l'hanno sentito, il Tempio di Salomone. Prima di arrivare al Tempio di Salomone, quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, avevano quest'arca dell'alleanza, dove c'era la presenza di Dio, da qualche parte la dovevano mettere e hanno costruito questa tenda. Ed era un luogo dove Dio si manifestava veramente, scendeva un fuoco, una nuvola, alcune volte scendeva questa nuvola luminosa che riempiva questo luogo, era qualcosa di spettacolare per il tempo. Ma questo tempio questa tenda non poteva essere così costruita come volevano, c'erano delle indicazioni. Tra tutte queste indicazioni c'era l'indicazione di cuocere dei pani. Erano dei pani molto particolari perché questi pani venivano messi alla presenza di Dio, cioè dovevano stare dentro la tenda alla presenza di Dio, e di solito erano 12 pani, erano 12 pani, perché ogni pane di questo rappresentava una tribù di Israele. Le tribù di Israele erano 12, ok? Quindi alla presenza di Dio ci dovevano essere questi 12 pani ed erano un'immagine delle tribù di Israele alla presenza di Dio. Ci siete? Lo so che è complicato, ma ora ci arriviamo. Questi 12 pani erano pani molto particolari perché addirittura venivano appoggiati su, diciamo così, tavole di legno ricoperte tutte d'oro. Per cui non erano dei semplici pani, erano dei pani che avevano un onore davanti a Dio, una presenza davanti a Dio e una preziosità davanti a Dio. Erano così preziosi quei pani che non li poteva mangiare nessuno. Era assolutamente vietato mangiare quel pane. Certo, potevano stare là in eterno sti pani? No, qualcuno se li doveva mangiare prima o poi, se no. E il sommo sacerdote o i sacerdoti, quindi Aronne, al tempo di Aronne, ma tutti i discendenti di Aronne in seguito, il sabato si mangiavano i pani, solo loro potevano mangiare questi pani. Ed era particolare perché là dentro avveniva un miracolo. Il miracolo dei pani qual era? Che questi pani restavano morbidi, caldi e fragranti tutta la settimana. Erano dei pani eccezionali, perché c'era la presenza di Dio che benediceva quei pani. Il sommo sacerdote e i sacerdoti della tenda, subito dopo anche del tempio, erano gli unici che potevano arrivare davanti a quei pani e mangiarli il sabato. E il sabato venivano messi nuovi pani. Così ogni settimana. Pensate che questo discorso è durato fino a quando il Tempio era operativo, per cui millenni. C'erano questi pani che erano un miracolo alla presenza di Dio, perché mai prendevano muffa, mai andavano male. Questo pane era sempre morbido, bello, fragrante. Andiamo a leggere Marco, capitolo 3. Non vi preoccupate, sarò breve. Tranquilli. Amen? Tranquilli. Marco capitolo 3 versetto 23. Ma egli disse loro: non avete mai letto ciò che fece Davide? Quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui, come egli entrò nella casa di Dio al tempo del sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani della presentazione, che non era lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui. Qua Gesù sta raccontando, il discorso in questo momento è secondario. Io voglio parlarvi di questi pani. Gesù sta riportando alla mente
ai suoi oppositori un evento che avviene nel primo libro di Samuele, al capitolo 21. C'era Davide che era perseguitato, lo volevano morto. Saul lo cercava per ucciderlo. Lui scappò insieme ad alcuni amici e in questa fuga si trovò vicino alla tenda. Non era a Gerusalemme la tenda, si trovava in una città che si chiama Nob, vicino alla città di nascita di Saul. E che è successo? Mischino non solo stava morendo che quello gli andava appresso per ucciderlo, stava morendo anche di fame, perché per 3 giorni lui non mangiò. Allora si trovò lì alla presenza di questo sommo sacerdote e gli ha detto: ma niente da mangiare? E il sommo sacerdote disse: no, però ci sono i pani consacrati, cioè quei pani che era vietato, assolutamente vietato, mangiare a tutti coloro che non erano sacerdoti. Eppure Davide, Gesù ci racconta questo evento e ci dice: Davide ha mangiato quei pani, e non solo Davide, tutti coloro che erano con lui. Seguitemi. C'è un divieto. Questo divieto non è mai stato infranto, tranne quell'unica volta. Davide arrivò lì, aveva fame, era nel bisogno, e il sommo sacerdote che fa? Gli dà i pani della consacrazione, gli dice: mangia questi, e lui mangia. Ora secondo me c'è un messaggio importante, perché il pane non è qualcosa che in realtà possa nutrire chissà quanto. Loro addirittura volevano 5 pani, ce n'erano 12 a disposizione. Quel pane è un'immagine importante, quel pane rappresenta Gesù. Vedete, ognuno di noi certe volte vede Gesù lontano, ognuno di noi certe volte vede Gesù vietato. Qualcuno ci ha vietato Gesù. In realtà non è così, perché Gesù è colui che ci libera dalla morte. Davide scappava dalla morte perché volevano ucciderlo, Davide scappava dalla fame perché stava morendo di fame, e ha trovato quel pane, l'ha mangiato ed è tornato in vita. Ognuno di noi ha bisogno di questo pane. Che è successo? Luca 2:21, e andiamo alla presentazione di Gesù, perché ora colleghiamo tutte queste parole. E quando furono trascorsi gli 8 giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù, il nome dato all'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire in sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore o 2 giovani colombe. Gesù è stato presentato al Tempio esattamente come si presentava il pane. Gesù, esattamente come il pane, è un pane di vita per la nostra vita. È un pane di vita per la nostra vita. Quelli che hanno incontrato Gesù sulla strada hanno benedetto Dio perché hanno incontrato la vita. Simeone e Anna hanno incontrato questo pane di vita e hanno benedetto Dio. Addirittura Simeone lo ha preso in braccio, lo ha strappato dalle mani di Maria, come se a volergli dire: non lo portare al Tempio, che tanto è inutile, lui già salva così con la sua presenza. Ora vi voglio dire una cosa: ognuno di noi ha bisogno di essere salvato. Davide era una persona che era eccezionale, era un uomo integro davanti alla presenza di Dio, aveva un cuore perfetto. Davide era l'uomo tipo, era il figlio perfetto di Dio perché il suo cuore era puro. Saulo era cattivo rispetto a Davide, ma Davide era la perfezione assoluta per il suo amore, per il suo amore era la perfezione assoluta. Eppure anche lui non si è ha capito che aveva bisogno di qualcosa per vivere, e quel qualcosa per vivere era quel pane. Ognuno di noi si può fare un esame di coscienza e dire: no, ma io non sono a posto davanti al Signore, io non ho niente. Ma tu non devi essere salvato da te stesso, non devi essere salvato da quello che hai fatto. Tu non devi mangiare il pane per qualcosa che hai fatto, ma per qualcosa che qualcun altro sta facendo nella tua vita e tu non te ne accorgi. In questo caso Saulo voleva uccidere Davide. C'è il diavolo che vuole uccidere la tua vita. Dì alla persona accanto a te: il diavolo ti vuole uccidere. E non sto scherzando, non è così. Scusate, non sto scherzando, è così. È così, il diavolo ti vuole morto.
Gesù è l'immagine di quel pane, è un pane eterno, come era eterno il pane che era al Tempio. È un pane che dà sempre fragranza. La presenza di Dio è sempre fresca nella nostra vita. È sempre la presenza di Dio. Il pane, come quel pane era sempre alla presenza di Dio, Gesù è sempre alla presenza di Dio. Lo era prima di scendere e lo è dopo che è risuscitato. È sempre alla presenza di Dio, come quel pane. E c'è un momento nella vita di Gesù che viene tolto dalla presenza di Dio per essere ceduto a noi. Come è stato tolto quel pane che era nel Tempio, Gesù è stato tolto dai cieli, cioè dalla presenza di Dio, per essere dato a ognuno di noi. Gesù è il pane di vita. Non so se lo capite, ma Gesù è stato tolto dalla presenza del Padre per dare da mangiare a te. Amen. Quindi diventa il pane per tutti coloro che accettano la sua morte. E non è richiesto neanche di essere sacerdote. Vedete, noi certe volte attendiamo che siamo perfetti per mangiare, per arrivare alla presenza di Dio. Davide non era perfetto, nel senso che non era sommo sacerdote, non era manco figlio di Aronne, cioè proprio parentela lontanissima, eppure il sacerdote gli ha permesso di mangiare quel pane. Il Padre ti sta dicendo: tu puoi nutrirti di Gesù nella tua vita, non devi essere perfetto. Amen. Non devi essere perfetto e neanche puoi pensare di essere senza peccato, senza colpa, ma Gesù è venuto per i peccatori e per quelli che hanno colpa. Ve lo immaginate se noi tutti stessimo bene senza malattia? Gli ospedali chiuderebbero, i medici fallirebbero. Eppure il medico c'è perché c'è l'ammalato. Cristo c'è perché ci siamo noi peccatori. Gesù è venuto per me ed è venuto per te. Vi voglio far vedere alcune cose in questo brano in Luca 2. E quando furono trascorsi gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù. Gli ebrei per diventare, diciamo così, per essere ammessi all'interno del popolo bisognava circoncidere i bambini. I cristiani non lo fanno più perché Gesù ci ha insegnato che c'è un altro tipo di circoncisione, che è quella del cuore, cioè nel senso che noi dobbiamo tagliare quella parte di noi che non è santa, diciamo che dobbiamo accettare Gesù nella nostra vita, perché Gesù è colui che apre il nostro cuore e riesce ad entrare nel profondo della nostra anima. Mentre per gli ebrei quella circoncisione era utile soltanto come un segno esteriore, quello che avviene dentro di noi quando Gesù entra nella nostra vita è un segno interiore. Noi diventiamo figli di Dio quando dentro di noi c'è una circoncisione vera, quando dentro di noi Gesù è entrato veramente. Per cui noi non facciamo più la circoncisione perché Gesù l'ha resa inutile. Amen. La circoncisione era qualcosa che riguardava il popolo di Dio, gli ebrei. E che è successo? Quando furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, che è successo? Allora, Maria ha avuto Gesù. Dopo 8 giorni è andata al tempio e l'ha fatto circoncidere. Se n'è ritornata a casa. Non è avvenuto tutto lo stesso giorno. Perché dice dopo i giorni della purificazione di lei, perché secondo gli ebrei la donna dopo passati 40 giorni dal parto doveva andarsi a purificare. Quindi trascorsi altri 33 giorni sono tornati al tempio e in questo tornare al tempio hanno presentato Gesù al tempio. Amen? Ci siete? In questa presentazione a che cosa serviva la presentazione di allora e a che cosa serve la presentazione oggi? Non fa del bambino un santo, non fa del bambino, non lo mette all'interno della chiesa, non lo fa figlio di Dio, perché quello è il battesimo poi che fa diventare una persona figlio di Dio. Perché si faceva la presentazione del bambino? Perché il bambino doveva appartenere a Dio, era cosa di Dio. Da dove viene questa legge? Quando Mosè, quando passò l'angelo della morte, tutti i primogeniti ebrei furono salvati, mentre tutti i primogeniti egiziani morirono. Da quel momento in poi tutti i primogeniti ebrei erano cosa di Dio, perché il sangue li aveva salvati, quindi i primogeniti ebrei appartenevano a Dio.
Vi ricordate quando Mosè ha messo il sangue negli stipiti della porta, nella trave della porta? Quello era un segno per cui Dio doveva dare il suo sangue per la salvezza dei primogeniti. Gesù dà il suo sangue per la salvezza di ognuno di noi. L'angelo della morte può passare davanti a noi, ma se in noi c'è il sangue di Gesù, scappa, se ne va. Amen. Dì alla persona accanto a te: il sangue di Gesù ti salva. Un pochino più convinti: il sangue di Gesù ti salva. Se no Gesù perché è morto? Amen. Il sangue di Gesù ti salva. Fino a quando noi non capiamo questo, se passa l'angelo della morte, mori. Definitivamente. Andate che dicono: no, stai attento, non fare la faccia brutta, che se passa l'angelo resta con sé. Ma quella è una barzelletta. Ma se passa l'angelo della morte e in noi non c'è il sangue di Cristo, veramente moriamo. Questa non è una barzelletta, questa è la verità assoluta. Cerchiamo di chiedere al Signore di ungerci col suo sangue. Quindi abbiamo detto la presentazione. A che serve allora la presentazione? Serve perché quel bambino diventa possesso di Dio. C'è una cosa che non dice il brano, ve lo voglio leggere di nuovo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore. Un altro personaggio che è un'immagine di Cristo è Samuele. Non so quanti di voi si ricordano Samuele. La povera mamma non poteva avere bambini. Allora questa donna andò alla presenza di Dio, disperata, piangendo, gli ha detto: Signore, ti prego, dammi un figlio, toglimi questa vergogna. E diciamo che il Signore l'ha saudita e gli ha dato questo figlio, Samuele. Che cosa ha fatto Anna, mi pare che si chiamava? Che cosa ha fatto? Anna ha preso questo bambino, appena l'ha svezzato, cioè appena ha iniziato a mangiare, appena gli ha tolto il latte, l'ha portato al tempio e l'ha lasciato là. Il primo figlio, perché poi ne ha avuti altri, almeno altri 5 credo, 6. E il primo figlio l'ha preso e lo ha lasciato là. Samuele conosceva sua madre, perché sua madre saliva al tempio, ogni tanto andava a trovare suo figlio, ma Samuele è cresciuto nel tempio. Tutta la sua vita è stata passata nel tempio, la sua vita era completamente consacrata a Dio. Lui, diciamo così, noi oggi lo chiameremo un monaco, ma non era un monaco, perché era uno dedicato completamente al Signore al 100%. Non solo è stato l'uomo più importante, più influente di tutta la storia di Israele prima del periodo dei re. Lui ha organizzato tutto praticamente, era un profeta perfetto, un sacerdote perfetto, era la perfezione assoluta ed è un'immagine di Cristo. Ma lui è rimasto al tempio perché Anna aveva fatto una promessa: è tuo. Ma Anna, diciamo così, aveva fatto una promessa, ma già era di Dio il primo figlio, perché come dice questo brano, tutti i primi figli appartenevano a Dio. E di solito la legge di Mosè prescriveva anche che il figlio poteva essere riscattato. E vi spiego che cosa significa. Cioè che il primo figlio poteva essere ricomprato. Siccome io lo presentavo al Signore, quel figlio non apparteneva più a me, ma apparteneva a Dio. Ma io non lo potevo lasciare al tempio, perché ve lo immaginate, se tutte le famiglie il primo figlio lo portavano al tempio e il tempio si riempiva di primi figli, arrivederci, buonanotte. Quindi c'era nella legge di Mosè, diciamo così, un escamotage. Si poteva ricomprare il figlio. E il figlio costava 5 sicli d'argento, l'equivalente più o meno a un mese di lavoro. Quindi non lo so, 1.000 euro. Quanto prende oggi un operaio medio? 1.400? Ecco, si poteva ricomprare il figlio. E diciamo così che questo prezzo serviva da riscatto per recuperare il figlio. Ma il figlio intanto veniva presentato a Dio, Dio ne prendeva atto, diventava cosa sua, poi i genitori lo ricompravano. Nel caso di Gesù non fanno questo. Non avviene questa cosa, è strano, perché per tutti i primigeniti facevano così, ma qui Luca non ci racconta questa storia, sapete perché? Perché Gesù continua a restare alla presenza di Dio, ma continua a restare anche accanto a noi. I genitori se lo sono portati così, senza riscatto.
Perché? Perché era per il mondo, non era per il Tempio. Cioè, nonostante lui era figlio di Dio, doveva restare al Tempio. Cioè, c'è qualcosa di meraviglioso in questo, nel senso che Gesù, pur essendo alla presenza di Dio, è anche alla tua presenza. Gesù, pur essendo lontano nei cieli, è anche vicino a te. Amen. È meraviglioso, voi non lo capite, ma è qualcosa di spettacolare. Cioè, come fa Dio, che è l'infinito grande, l'infinito immenso? Se voi pensate che tutto l'universo può stare nella mano di Dio, quel Dio è grande e immenso, può entrare nel nostro cuore. E l'ha fatto. È entrato dentro una mangiatoia e non può entrare nel nostro cuore. Ha glorificato una tomba dove ci dovevano stare i morti, e noi che siamo vivi, Dio non viene nella nostra vita. Noi possiamo diventare veramente il Tempio dello Spirito Santo. Noi possiamo diventare veramente il luogo perfetto della presenza di Gesù. Capitemi. Quando un uomo ama una donna, quella donna diventa parte di lui e ce l'ha nel cuore sempre. Perché Dio non deve essere parte della nostra vita? È ovvio che tutto dipende da quando noi amiamo Dio. Se noi amiamo Dio, ma Lui perché deve restarsi lontano da noi? È nella nostra vita presente. È tutta una questione di amore. Ciò nonostante, anche se noi non l'amiamo, Lui ci ama così tanto che ogni giorno viene alla nostra porta e viene a bussare in maniera prerompente nella nostra vita e dice: aprimi. Ora, noi siamo bravi a far entrare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Alla televisione trasmettono tutte le porcherie di questo mondo e noi le facciamo entrare. I nostri amici dicono tutte le parolacce di questo mondo e noi le facciamo entrare. Quando ci parlano di Gesù, no, ma che deteci moneggiavo per favore, ma che fa babè? No. Invece la cosa intelligente sarebbe andarsi a prendere una Bibbia e andare a verificare se è veramente quella la parola di Dio, se veramente Gesù è venuto sulla terra per la mia vita. Guardate che non dovete ascoltare me. Nel mondo il primo libro, il più venduto in assoluto, è la Bibbia, ed è anche il libro più distribuito gratuitamente. Io, se vengo a casa vostra, almeno ce ne trovo 3, nascoste sotto la polvere naturalmente, ma 3-4 le trovo, o perlomeno qualche Vangelo. Prendetevi la briga di andare a prendere quel Vangelo, quella Bibbia, e verificare l'amore di Dio che vuole essere manifestato nella vostra vita. Amen. Noi oggi presenteremo il bambino Jonathan perché lo vogliamo dedicare a Dio, ma noi, i genitori, non pagheranno un riscatto per riprenderselo indietro. Sapete perché? Perché Gesù ha pagato quel riscatto perfetto, per sempre. La morte di Gesù ha pagato quel riscatto per tutti noi. Però noi vogliamo darlo al Signore affinché Dio lo protegga, affinché Dio lo faccia suo. Ma dice: ma tutti gli altri bambini non lo fanno? Certo che lo fa, Dio è amore. Questo è qualcosa che noi vogliamo fare per onorare Dio, per onorare la Chiesa, per onorare i genitori. È qualcosa di speciale. Il bambino appartiene comunque a Dio. Va bene, però noi vogliamo fare un atto di ringraziamento al Signore perché ci ha dato una nuova vita e vogliamo che questa nuova vita un giorno lo conosca e venga salvato. Amen. Il nostro desiderio è che tutti i bambini un giorno crescendo riconoscano il Signore come colui che gli ha dato la vita, perché questo è, Gesù ha dato la vita. Voi pensate, certe volte anche io, ma io credo che ognuno di voi, ci sentiamo oppressi. Quanti non hanno avuto mai un momento di depressione? Ma la depressione è una ferita dell'anima, può essere una ferita dell'anima perché i nostri amici non ci capiscono, la moglie non ci capisce, il marito non ci capisce, i figli non ci capiscono, il lavoro ci va male. Abbiamo tutti i pesi di questo mondo, una tristezza che dura anche un giorno, 2 giorni, tutti l'abbiamo passata. È vero, quanto è fastidiosa? Quanto dolore certe volte accumuliamo giorno dopo giorno e non c'è nessuno che prende questi dolori o perlomeno che non abbiamo nessuno con cui condividere questi dolori.
giorno dopo giorno, e certe volte arriviamo a 40, 50 anni ricordando la nostra vita e anche avendo dolore per gli sbagli che abbiamo fatto nel passato, e iniziamo a dire: ah, però se avesse fatto da qui, può essere che le cose sarebbero andate diversamente, può essere che le cose sarebbero andate meglio. Noi analizziamo la nostra vita certe volte e troviamo pesi nella nostra vita, noi non troviamo cose leggere. C'era un mio professore era ingegnere, insegnava tecnica a scuola, e lui diceva, era saggia a modo suo, ma era sufficientemente saggia da poter parlare a ragazzini di 17-18 anni, e lui diceva: nella vita, e vedete che non era un figliolo di Dio, non era un cristiano, cioè non era manco cattolico, era niente, non era neanche ateo, però almeno lui così diceva. E lui diceva una cosa importante, diceva che nella vita non c'è niente di buono. E poi ha detto: forse due cose sono buone. Il matrimonio, però dopo un po' ti secca, e quindi non è buono. E i figli. Ma anche lì ha detto: però i figli, una volta che crescono, ti mandano a quel paese. Io sto usando parole dolci, ti mandano a quel paese, e anche lì non c'è più niente. Capite che, cioè, se lui aveva capito questo ed era uno che aveva soldi, uno che era abbastanza ricco e poteva fare quello che voleva, aveva capito che niente gli dava felicità, niente. Tutta la sua vita lui diceva che era un peso. E allora come facciamo a liberarci da questi pesi? Come? Allora Gesù è venuto nel mondo perché su quella croce non solo ha preso il mio peso, che a me pesa il mio peso, e io hai 40 anni, ma Masogiro ne aveva 97, quelli di Masogiro sono ancora più pesanti, Pisa. Ok, quindi quelli miei e quelli suoi, già Gesù aveva quelli miei e quelli suoi, più o meno 130 anni di peso. Mettiamoci tutti noi qua dentro, ognuno di noi, ogni peso che noi abbiamo nella nostra vita, tutti sulle spalle di Gesù. Tutta l'umanità presente in questo momento, 7 miliardi e rotti, tutti sulle spalle di Gesù. Dall'inizio della creazione fino ad oggi, tutto sulle spalle di Gesù. E i nostri figli, e i figli dei nostri figli, e i nostri nipoti, e i nipoti dei nostri nipoti, tutti i loro pesi, tutti sulle spalle di Gesù. Ma su Gesù quanto peso porta? E lo critichiamo sempre. E sempre ci diciamo: ma tutti io ce li chiamavo le chiovole, Signore? No, però Gesù ha preso tutti i tuoi pesi. Tutte le tue sofferenze sono su quella croce. I chiodi reggono tutto quel peso e fanno sì che Gesù non cada dalla croce, perché abbiamo detto sabato scorso che quella croce è stata messa in alto affinché chi guardi a quella croce prenda vita, riceve la vita. Infatti il centurione, quando ha infilzato la lancia nel costato di Gesù, è uscito sangue e acqua, e il primo che si è convertito ha detto: veramente questo era figlio di Dio. Veramente era figlio di Dio, e quello l'aveva capito. Noi quanto ci dobbiamo mettere per capire questo? Gesù ha preso i pesi della tua vita, non è una barzelletta, ce lo dice la parola di Dio, la Bibbia. Perché quando parliamo di Gesù, un'altra cosa, perché oggi mi voglio scatenare. Quando noi parliamo di Gesù, non è che Gesù ce lo siamo usciti dalla manica, abbiamo preso la Bibbia. Gli apostoli hanno iniziato, scrissero la Bibbia, il Nuovo Testamento. Gli apostoli degli apostoli mica si sono inventati chissà che cosa, hanno preso gli scritti degli apostoli e li hanno letti. Gli apostoli degli apostoli degli apostoli hanno fatto la stessa cosa, e gli apostoli degli apostoli degli apostoli degli apostoli la Bibbia avevano in mano, non è che avevano chissà quale altro libro. Oggi sono passati 2000 anni da quel momento e ancora tutti i cristiani del mondo, perlomeno tutti quelli che si dicono cristiani del mondo, usano la Bibbia. Perciò se la Bibbia ci parla della verità di Gesù e tutti crediamo che Gesù è morto 2000 anni fa, perché non dobbiamo credere che Gesù ha preso tutti i nostri pesi sulla croce, su di sé, e ci ha liberato da quei pesi? Amen. E ve lo posso assicurare, noi sabato scorso abbiamo avuto la testimonianza di 2 guarigioni che erano fuori dal mondo, veramente. Gesù ancora vive, e Gesù ancora opera, Gesù ancora vuole vivere nella tua vita, e Gesù vuole ancora operare nella tua vita. Da te dipende. E se non lo vuoi fare ora, fallo stasera quando sei a casa tua. C'è un brano nella Bibbia che dice: mettetemi alla prova.
Il Padre dice mettetemi alla prova. Dio si rivolge al suo popolo e dice oh, mettetemi alla prova. E mettiamolo alla prova suo Signore. Visto che Lui ci invita a metterlo alla prova, facciamolo. Quando siete a casa, soli, per i fatti vostri, gli dite Signore, ti voglio mettere alla prova, ti voglio vedere, fatti vedere nella mia vita. Amen. Fatelo. Fatelo perché avviene. Fatelo perché ancora Gesù guarisce, ancora Gesù libera, ancora Gesù dà gioia, ancora Gesù è amore, ancora. Dille alla persona accanto a te, sfida il Signore. Ma non è una sfida cattiva, è Lui che te lo dice, mettetemi alla prova. Quindi cogliamo, sapete quando si lancia il guanto per fare, come si dice, per sfidare una persona? Gesù ci ha lanciato, Dio ci ha lanciato il guanto, raccogliamolo questo guanto. Amen. E vedrete che se non passano 5 minuti, possono passare 5 giorni, ma il Signore vi parlerà e vi farà capire la verità assoluta. Amen. 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 Vogliamo chiamare... Allora, se questo applauso è per Gesù, più forte. Amen. Gloria al Signore. Voglio fare una cosa particolare oggi perché mi sento di fare una cosa strana nel cuore e vorrei invitare Sara. Puoi venire? Voglio che tu preghi questa parola perché io sento che il peso che hai avuto tu in questi anni Gesù lo capisce e voglio che tu preghi affinché ognuno di loro venga liberato. Voglio ringraziare il Signore per essere qui, per essere in mezzo a voi, per la grazia che tu, Signore, mi hai donato a me e a questa famiglia meravigliosa che siamo tutti qui riuniti nel nome di Gesù Cristo. Voglio ringraziarlo con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta me stessa, perché siete tutti preziosi, siete tutti meravigliosi, ognuno di voi, tutti noi qui presenti, agli occhi di Dio, noi siamo tutti preziosi, meravigliosi, ed ha un proposito, il Signore ha un proposito per noi e per questo io lo voglio ringraziare per il proposito che Lui ha per ognuno di noi. Io voglio lodare, benedire, esaltare sempre, ogni momento, Signore. Ti vogliamo ringraziare per l'amore infinito che tu hai verso di noi. E come ha detto poco fa Carmelo, io sono commossa per questo, perché Gesù si è fatto piccolissimo per noi. Piccolissimo, si è fatto un piccolo seme fino ad entrare nel grembo di Maria. Si è fatto uomo, si è fatto umile per amore, un amore immenso, un amore infinito, incalcolabile. Non si può misurare l'amore del Padre che tanto ha amato il mondo, tanto ci ha amati da donarci il suo unico figlio Gesù, di una morte atroce che non si può immaginare. Quando Lui al Calvario ha portato la croce in quella strada dolorosa, in quella strada dove Lui versava sangue, dove non c'era un briciolo di carne nelle sue spalle, Lui portava la croce e l'ha portata per noi, per amore. L'ha portata perché ci vuole leggeri. Se l'è caricato Lui ogni peso nostro, perché ci vuole rendere leggeri, ci vuole rendere la nostra vita, che ogni peso noi lo possiamo portare lì, in quella via a Calvario, e ha crocifisso tutti i nostri pesi, tutti i nostri affanni, tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre ansie. Lui a quella croce se le è presi tutti per darci la libertà, per darci la guarigione, e nel nome di Gesù Cristo questa sera io lo voglio ringraziare davanti a tutti e dirci grazie, perché per le sue lividure noi siamo stati già guariti. Grazie Signore, il nostro grazie infinito. Lode a te Signore.
Amen. È una stella luminosa in un cielo tutto nero, ci ha indicato la via per la nostra salvezza. Ti abbiamo